Assessore Cesca, ormai siamo alla vigilia dell'inaugurazione della manifestazione Una boccata d'arte. In che cosa consiste? Allora, Boccata d'Arte è un festival organizzato da Fondazione Elpis, fondazione che quest'anno ha selezionato il comune di Tarzo per rappresentare il Veneto appunto in questa manifestazione. Per noi ovviamente è stata una sorpresa e anche davvero un orgoglio poter far parte di questo festival. Boccata d'Arte è una rassegna che vuole dare spazio agli artisti emergenti e questo per noi è davvero importante. I visitatori che insomma interverranno domani sera, che cosa dovranno aspettarsi allora, cosa troveranno? Domani sera l'inaugurazione che si svolgerà qui in municipio alle 18:30. Avremo appunto il primo step dell'opera, per cui potremo ammirare quello che è lo scheletro dell'opera. Sarà qui l'artista e ci spiegherà qual è la sua idea e quale sarà poi l'opera finale, e ci spiegherà appunto come noi tutti cittadini potremo partecipare alla sua realizzazione.